Io non ho parole per dirvi grazie per essere venuti oggi qui. Tutto il mondo quindi della cultura oggi ti invita. Noi abbiamo fatto una lotta che non aveva un colore politico né di destra né di sinistra. Perché l'agricoltura torni al centro dell'attenzione, torni al centro dell'attenzione politica e si riprenda il posto che le spetta. Io come sindaco mi sento umiliato che ogni santo giorno devo mendicare da un funzionario regionale un'autorizzazione che serve allo sviluppo del mio paese. Siamo una grande squadra, tu sei il nostro capitano e vinceremo lo scudetto. Mauro Pili ha restituito Grazia Deledda agli italiani. Bene, quanti lo sapevano di noi? Noi dobbiamo dire grazie, Mauro, grazie perché in questi anni ci hai fatto fare politica. Si vede che qua c'è brava gente, si vede che qua c'è gente che ha buona volontà. Mettermi sul petto finalmente una tessera che è quella di un nido, se la porterò orgogliosamente per tutta la vita. Sono qui per dar voce a tutto un popolo che muore di fame. Siamo la zona franca dell'Italia, di quell'Italia che ci utilizza per le sue basi militari, per fare arricchire quei 4 signori della Tirrenia. Perché la Tirrenia, guardate, nonostante prenda i 72 milioni, la Genova Arpatas l'altro giorno l'ha soppressa sino a marzo. Tracciare una svolta necessaria per la nostra terra. Una lotta che ci ha portato a occupare delle realtà come la grande miniera di Sermariu per 40-50 giorni. Abbiamo solo perso tempo in questa regione. Si impegna in politica deve essere soprattutto al servizio della gente. Noi siamo diversi, non possiamo essere equiparati a dei delinquenti, a dei ladri che non abbiano nulla a che fare. Questo progetto politico è la costruzione di un soggetto politico nuovo che dia identità e soggettività moderna al popolo sardo. Sta meglio il mio vicino, starò meglio anch'io. L'economia secca ci deve portare a essere come un paese, una regione di produttori, non solo di consumatori. È finita la liturgia delle camarille dei palazzi e inizia la sinfonia di un popolo che è in marcia. In trincea vuol dire stare in difesa, qui bisogna andare all'attacco. Io accetto la sfida. Accetto la sfida, la accolgo e faccio mio il vostro urlo di ribellione e di speranza. Non mi tiro indietro, come qualcuno avrebbe voluto. Con quei tanti sardi liberi, con voi tutti, con donne e uomini di Sardegna, che seppure sono lontani, ma sento vicini, con gli immigrati e gli immigrati, costruiremo senza risparmio di energie, ideali e fisiche. E passatemi anche questo, una rivoluzione tutta sarda, solo sarda. Non ci interessano i leader nazionali, né oggi né domani. Abbiamo sperimentato che la Sardegna molto spesso è serbatoio di voti, ma ai voti bisogna far seguire delle risposte compiute. Per quanto mi riguarda, non parteciperò a nessuna rissa politica. Non mi piace e non accetterò in alcun modo il teatrino della politica. Perseguiremo invece, con forza e coraggio, l'unico nostro vero obiettivo, che è quello di rimettere in marcia la Sardegna. Dobbiamo, cari amici, dispiegare le vele. Dobbiamo mollare gli ormeggi. Dobbiamo avere il coraggio di guardare e traguardare questo orizzonte sapendo che c'è bisogno di una libertà economica per restituire dignità ai sardi. Per dire a quei tanti giovani che hanno perso lavoro e sono senza speranza che invece ci può essere speranza, che basta volerlo, basta non piegarsi a quei poteri forti, così come è successo in questi ultimi 10 anni in Sardegna, centrodestra e centrosinistra.
Non faccio differenze. Il primo ha pianificato la carestia con un piano paesaggistico regionale degno della peggior gestione sovietica del territorio, con un appendice. Diceva quella legge: è tutto vietato tranne le intese. Cioè, diceva che bisognava vietare a tutti, però se qualcuno era suo amico si poteva fare qualcosa di particolare e cambiare la destinazione urbanistica di quell'area. Quella non si chiama gestione della pianificazione territoriale, quella si chiama un'azione devastante in cui la politica diventa il soggetto in grado di determinare gli amici e gli amichetti per fare i favori a scapito dei diritti. È venuto dopo il centrodestra, peggio che mai. 5 anni, quel piano paesaggistico approvato dal centro-sinistra è rimasto tale quale, non si è modificato per 4 anni e 6 mesi nemmeno una virgola. E la pianificazione territoriale non è un aspetto secondario, è fondamentale, perché è la prima regola dell'autogoverno. Quando un popolo vuole autodeterminarsi, la prima cosa che fa è pianifica e sa che ha delle risorse naturali, ha delle risorse strategiche, ha delle bellezze straordinariamente importanti, naturalistiche, ambientali, storiche, archeologiche, che vanno tutelate, che vanno protette. Ma da qui a mettere su 24.000 chilometri quadrati dei vincoli modificabili soltanto tra amici e amichetti al bar, ce ne passa. Noi abbiamo detto con estrema chiarezza che non siamo cementificatori, che contrastiamo i cementificatori di palazzo, ma che non vogliamo essere coloro che bloccano lo sviluppo, perché l'intelligenza dell'uomo sta nel creare l'equilibrio tra il rispetto dell'ambiente e l'uomo protagonista. Se non c'è lo sviluppo, l'ambiente muore. Se l'uomo non è protagonista dell'ambiente, l'ambiente è destinato a morire. E allora, cari amici, noi abbiamo un primo grande orizzonte politico. Dobbiamo buttare giù gli steccati, i recinti, ognuno di noi, anche quelli che sono qui oggi magari come osservatori. Ve lo dico col cuore, per chi, anche se ancora, passatemi questa considerazione, in giovane età, io ho provato a vedere cosa succede dentro i partiti. In molti si sperticano a cercare voti, consensi, e poi in realtà quando sono al governo pensano ad altro. E quando i sardi, quanti militanti avrò visto, di destra e di sinistra, andare porta a porta, sacrificare tempo, impegno per quell'ideale di sinistra, di destra, e poi vedere invece tutti insieme in un'associazione che si chiama Vedrò, l'ha detto già qualcuno, ma io lo voglio dire con estrema chiarezza, con un minimo di serenità. Quando ho visto Letta, Enrico, al governo del paese, sono andato a rivedermi quello che 2 anni fa avevo visto, la brochure di quella manifestazione Vedrò, dove nell'ultima pagina ci sono le sponsorizzazioni. I primi 2 sponsor sono l'ENI e l'Enel. Il Presidente del Consiglio di centrosinistra ha sponsor della sua associazione l'ENI e l'Enel. Ma i secondi sponsor sono Mobilines e l'Alitalia. Cioè queste associazioni, queste fondazioni prendono i soldi dall'ENI, dall'Enel, da Mobilines e dall'Italia. Io non posso condividere niente politicamente, istituzionalmente, con chi fa questo. Non lo posso condividere perché so che c'è un conflitto di interessi tra me e loro, tra la Sardegna, l'ENI, l'Enel, l'Alitalia e Mobilines. Vorrei dire a quei tanti amministratori, a quelle donne e uomini della cultura, dell'impresa che hanno preso la parola qui, però di non chiedermi di ridurre tutto ad una candidatura. Non chiedetemi e non riduciamo tutto a una candidatura.
Qui, cari amici, c'è da fare qualcosa di più. Qui c'è da mettere in campo, insieme a voi, una rivoluzione che deve vedere ognuno di voi disposto non soltanto a partecipare al Teatro Massimo di Cagliari a una bella manifestazione politica, ma ognuno di voi deve sentirsi pronto a fare di tutto, perché noi a Roma non ci ascoltano. Ci hanno convocato dopo anni una riunione a Palazzo Chigi e al Ministero dei Trasporti solo dopo che avevamo occupato i porti e gli aeroporti, dopo che avevamo occupato una nave, dopo che abbiamo bloccato per 3 giorni i porti della Sardegna. Noi dobbiamo armarci di determinazione e di coraggio, sarà una rivoluzione civile. E ancor prima della candidatura, delle nostre discese in campo, personali o di movimenti o di partiti, c'è un impegno solenne che deve rimbalzare dentro la nostra mente, deve rimbalzare dentro i nostri cuori, quello spirito di abnegazione verso la nostra terra, che è abnegazione verso i nostri figli, che è abnegazione verso questa comunità che ha sofferto, che ha perso tanti figli in guerra per difendere la patria e che la patria ci ha ripagato con un semplice dato che voglio qui citarvi. Negli ultimi 20 anni, nel riparto dei fondi infrastrutturali del Paese, a un cittadino della Calabria hanno dato 23.000 euro, a un cittadino sardo 3.400. Nella convenzione con la Tirrenia c'è scritto che per 2/3 all'anno i sardi residenti, trattati così come le discriminazioni razziali negli anni 60 in America, pagano il 30-40% in più. Noi, solo perché siamo sardi, veniamo da una convenzione dello Stato con il malaffare della Tirrenia costretti a pagare il 30-40% in più. Noi dobbiamo mettere in campo una rivoluzione moderna, innovativa, forte e determinata, e che sia capace, e lo voglio dire con estrema chiarezza, di affrontare tutto senza compromessi. Dobbiamo affrontare le questioni primordiali, 2 per tutte: il riequilibrio e la libertà economica. E dobbiamo farlo con proposte che siano rivoluzionarie, che sappiano ribaltare la storia economica della Sardegna. E dobbiamo farlo questo su 2 fronti: con la proposta, con l'azione da mettere in campo verso lo Stato e verso l'Unione Europea, ma contestualmente, anzi, passatemi i termini un attimo prima, con una grande azione giudiziaria internazionale. Dobbiamo cioè mettere sotto accusa lo Stato e l'Europa per tutto quello che non ci ha dato e per quelle discriminazioni che sono in campo. Il filmato che abbiamo visto in partenza partiva con delle camionette. Vedevate dei militari, era in bianco e nero l'immagine, ma avevano il foulard bianco-rosso, esattamente questo che nel 2003 i fanti della Brigata Sassari mi donarono in quell'occasione. E io lì ebbi l'occasione di conoscere Ibrahim Rugova, che a molti di voi non dirà niente, ma lui era il presidente autodesignato dal popolo per chiedere l'indipendenza del Kosovo. E lì iniziò un'amicizia con Ibrahim Rugova, il quale mi chiedeva: noi possiamo ambire alla vostra autonomia, come è fatto il vostro statuto? E io spiegai che il nostro statuto era importante, ma che aveva un vincolo sostanziale, che era quello della dipendenza rispetto al processo economico e di gestione di 2 cose fondamentali: trasporti e l'energia. E che noi sul piano economico-finanziario dipendevamo allora totalmente dallo Stato. E Rugova mi disse: ma allora noi dobbiamo perseguire l'indipendenza. Io dissi: forse bisogna pensare di chiedere il massimo per ottenere ciò che è giusto. Rugova non dico che prese in parola me, ma a 3 anni dalla sua morte decise di dedicare la sua vita per costruire un percorso di indipendenza. E
e mise a correre un gruppo di avvocati internazionali per fare la più grande causa di giustizia alla Corte europea per vedere se la Jugoslavia aveva discriminato la regione del Kosovo. E cioè se quel territorio e se quello Stato, oltre al genocidio, oltre ad aver ammazzato migliaia e migliaia di cittadini del Kosovo, aveva anche messo in campo azioni economiche tese a discriminare quel popolo. Rugova, qualche mese prima del suo decesso, mi inviò quella straordinaria causa di indipendenza del Kosovo. E oggi, riparametrando, guardando la discriminazione del Kosovo con la Jugoslavia, mi rendo conto che lo Stato italiano ci ha trattato peggio di quanto la Jugoslavia ha trattato il Kosovo. E noi abbiamo bisogno di mettere nero su bianco. Siamo pronti a trattare con lo Stato e con l'Europa, ma sapendo che che avviamo la grande causa per la libertà di crescita e di sviluppo, sapendo che dobbiamo metterci a capo di un processo politico-culturale che sappia mettere davanti a tutti, oltre le macerie, oltre gli steccati di certa partitocrazia, un modo di fare diverso. Lo dico per coloro che non sono qui, i leader dei partiti. Non chiedeteci di accettare i rituali della vecchia politica. Non chiedeteci di discutere di assetti di potere. Noi vogliamo fare una coalizione che abbia un primo grande obiettivo: il riequilibrio insulare della Sardegna. Non favori, ma il diritto di essere messi alla pari delle altre regioni italiane ed europee. E vogliamo nel contempo però una coalizione chiara, una abiura, una pubblica, forte, chiara, netta dichiarazione di contrasto all'ENI, all'Enel, all'Alitalia, alla Tirrenia. Non ci alleremo con nessuno che abbia un minimo contatto, una minima intesa con questi 4 soggetti, che sono i nemici, dal Sulcis a Porto Torres, passando per Ottana, arrivando all'Ogliastra e a tutti coloro che possono sostanzialmente essere colpiti da un sistema che ci fa pagare l'energia il 78% in più di qualsiasi altra regione italiana ed europea. Noi vogliamo contrastare anche i silenti delle lobby. Vogliamo capire quanti sono i soggetti in Sardegna che deliberatamente hanno sostenuto la Tirrenia. Li cancelleremo noi, i nomi. Non si può utilizzare il nome di Bonaria per una nave della Tirrenia. Non si può utilizzare il nome di Dimonios per una nave della Tirrenia. Non si può utilizzare il nome Eleonora per le perforazioni nel Medio Campidano e nell'Oristanese. Sono nomi della storia della nostra città, del nostro territorio, della nostra Sardegna, che non possono essere villaneggiati dagli speculatori. E sappiamo però che noi dobbiamo mettere in campo un'azione che sappia mettere davvero al di sopra di tutto l'interesse principale della Sardegna. Noi vogliamo dialogare e dialogheremo con chi pubblicamente e a voce alta dirà queste cose. Se prima non ci sarà una dichiarazione pubblica di contrasto a questi soggetti, noi andremo avanti da soli, perché è preferibile andare avanti da soli piuttosto che con coloro che hanno commistioni che non possono essere accettate. Avanzeremo una proposta di grande unità del popolo sardo, una coalizione tutta sarda, aperta a tutti quei movimenti identitari, rivoluzionari e moderati. La nostra, amici, è una sfida alta, è la sfida di unire i moderati e i rivoluzionari. La nostra è la sfida di unire gli indipendentisti e gli autonomisti. La nostra è la sfida di unire quelli di destra e di sinistra, tutti coloro che scelgono di mettere da parte gli interessi di parte per mettere al di sopra di tutto l'interesse della Sardegna. Questa è la nostra sfida. Tutti i sardi liberi si possono alleare per difendere e per rilanciare il futuro della nostra terra.
Vogliamo unire i figli dei contadini con gli studenti universitari, i minatori con i pastori. Vogliamo tentare di unire i lavoratori con coloro che il lavoro non ce l'hanno. Vogliamo mettere insieme gli emigrati con i residenti. Vogliamo unire le forze per mettere insieme, ed oggi sottolineo questo passaggio, onestà intellettuale e morale. Dobbiamo fare come vessillo della politica l'onestà intellettuale e morale. Politica e ideale. Vogliamo unirli in un progetto unico, in un progetto fondato su 3 capisaldi, li voglio sinteticamente enunciare. La libertà di intrapresa, la libertà di sviluppo, la libertà di crescita, abbattendo i vincoli dello Stato e dell'Europa, cancellando i poteri forti che impediscono lo sviluppo dell'isola. L'autogoverno, che significa pianificazione e governo responsabile del territorio, dello sviluppo e della crescita, dal governo dei trasporti a quello dell'energia. E poi il terzo punto, i sardi protagonisti. Noi vogliamo fare la regione dei comuni. Nel 2002, quando conquistai i poteri di commissario straordinario per l'emergenza idrica e feci una grande battaglia con l'allora capo della protezione civile Bertolaso, con l'allora sottosegretario della Presidenza del Consiglio Letta, che dicevano non possiamo affidare a questo ragazzino poteri di guerra, e io spiegai che quei poteri di guerra erano fondamentali per affrontare una guerra che era quella all'emergenza idrica, alle campagne arse dalla siccità, alle campagne che morivano senza l'acqua, alle città, Cagliari, senza acqua. E io dissi: quei poteri sono fondamentali per il futuro della Sardegna. Trovai uno spiraglio aperto, mi diedero quei poteri e feci in Sardegna quella che ritengo la più grande rivoluzione istituzionale e amministrativa mai compiuta nella storia dell'autonomia, perché requisì 2.000 miliardi delle vecchie lire, feci quello che tutti le lobby dell'acqua per prime ritenevano impossibile. Collegai in 8 mesi i 2 più grandi bacini idrografici, il Tirso e il Flumendosa, portando l'acqua nella capitale della Sardegna che acqua non aveva. Collegai le miniere del Sulcis con l'entroterra del Cagliaritano. Realizzai però insieme a quello 220 reti idriche di 220 comuni. E dissi ai sindaci: voi siete i commissari governativi. I poteri del Presidente del Consiglio passati al sottoscritto vengono dati ai sindaci, che diventano titolari di quei poteri in casa propria, nel proprio comune, perché potessero gestire quella straordinaria scommessa di rimettere in sesto, e parlo già di 10 anni fa, gran parte delle reti idriche della Sardegna. Ebbene, noi quel progetto lo vogliamo ripartire e far ripartire. La Sardegna deve mettere la regione e i comuni al centro del sistema istituzionale, dei cittadini però anche. Perché la sussidiarietà non è soltanto verticale, cioè dallo Stato alla regione ai comuni, deve arrivare anche in senso orizzontale, cancellare tutto quello che è burocrazia, che impedisce la vita quotidiana dei comuni e delle città attraverso una burocrazia che non è più sopportabile. E per fare questo noi abbiamo messo in campo una proposta che si chiama Paris, e concludo. Paris, che significa piano attuativo, riequilibrio insulare della Sardegna. E significa, però in sardo, ha 2 significati: pari, alla pari, e insieme. Noi vogliamo costruire questo il più importante strumento legislativo, economico, finanziario, concettuale e strategico mai messo in campo in questi ultimi 60 anni, che è stato depositato il 1° gennaio del 2010 alla Camera. E quindi non ha paura del confronto, diciamo così, preelettorale, che dice sostanzialmente: dobbiamo riequilibrare la Sardegna su 3 livelli, quello economico, infrastrutturale e fiscale. E all'articolo 5, per qualche sprovveduto venditore di fumo dell'ultima ora preelettorale,
All'articolo 5 c'è scritto quello che doveva essere fatto già da un anno fa, senza propagandare a vuoto. C'è scritto zona franca integrale doganale. E c'è scritto però un duplice passaggio che rende totalmente differente la nostra proposta da quella che viene millantata in questi giorni. Ed è sostanziale la differenza. La prima, che non è un favore, ma è un diritto. È il diritto al riequilibrio, perché noi inseriamo la zona franca integrale sul piano del riequilibrio, perché non ci può essere nessun equilibrio anche fiscale, perché noi possiamo abbattere l'IVA del 20%, ma se paghiamo in più il 40% di trasporti, se paghiamo in più il 78% di energia, quale tipo di sviluppo possiamo immaginare? Chi sono i profittatori che verranno soltanto per un incentivo fiscale e che invece rinunceranno agli incentivi reali? Non ce ne saranno imprenditori seri che verranno a investire qui se noi non abbatteremo le dipendenze straordinarie dei fattori principali della produzione, energia e trasporti. Quindi le tre gambe del nostro progetto: economico, infrastrutturale e fiscale, applicando le norme che l'Unione Europea ha già fatto approvare per l'Irlanda, con la tassa unica del 12,50% che consenta di riequilibrare, che quindi nella causa alla Corte di Giustizia Europea noi dobbiamo chiedere per ottenere il riequilibrio, non per chiedere vantaggi. Chi chiede vantaggi è fuori strada, non conosce la procedura europea, non conosce la filosofia europea. A noi ci interessa recuperare gli svantaggi, che è cosa ben diversa dai vantaggi. E allora noi dobbiamo mettere in campo una proposta seria da questo punto di vista, che sappia con tempi chiari e definiti chiedere al governo il decreto attuativo di quella norma che io da solo ho tentato e ho ottenuto di inserire nella legge sul federalismo fiscale. All'articolo 22 della legge 42 del 2009 c'è scritto: il riequilibrio insulare della Sardegna deve essere misurato e compensato. Ci fu una trattativa a Palazzo Chigi, la presenza di Maroni e di Calderoli, di Gianni Letta e di Berlusconi. E Calderoli disse: ma noi, stai tranquillo, faremo un federalismo solidale. Io dissi a Calderoli: del tuo federalismo solidale non me ne faccio assolutamente niente, della solidarietà del Nord non me ne faccio assolutamente niente. Mi dovete dare alla Sardegna ciò che gli spetta, rimetterci alla pari, non vogliamo regalie, vogliamo i nostri diritti. E quell'emendamento passò, fu posta la fiducia, però quel governo non portò avanti il decreto attuativo, che era la clausola di una legge delega che prevedeva appunto che su ogni singolo punto, da Roma Capitale al federalismo demaniale a quello municipale, ci fosse una norma attuativa di quelle disposizioni. Ebbene, tutto questo non è stato fatto. È la prima condizione, è la conditio sine qua non della nostra strategia futura. Nella zona franca noi possiamo pensare di avere agevolazioni, come dice qualcuno, io dico, come ho già specificato, riequilibri, ma deve pagarli lo Stato. Pensare che si taglia l'IVA e che qui l'IVA è trasferita automaticamente ai 9/10 dallo Stato verso la Sardegna è folle. Pensare che noi ci tagliamo da soli le nostre entrate per finanziare magari la Saras o l'Enel o l'Eni che vengono a investire in Sardegna è soltanto demenziale. E abbiamo bisogno di dire, così come abbiamo scritto nella norma finanziaria, che lo Stato con le sue risorse paga la zona franca, perché è un diritto della Sardegna aver riconosciuto quel riequilibrio che ci viene negato. Quindi io non mi preoccupo, arriverà o con le buone o con le cattive, sapendo che noi non siamo disposti però a speculazioni politiche di alcun genere. Io ho parlato troppo. So però che avete onorato con questo tempo dedicato a questa giornata un futuro della Sardegna che può essere capace di regalarci un sogno. Io so che sognare in politica può lasciare spazio a qualcosa di utopistico, di irrealizzabile. Io però sono convinto di un'altra cosa,
Sono convinto che se i sogni sono concreti, se vi è la credibilità, se c'è il coraggio e se c'è davanti a tutti e davanti a tutto quell'interesse primario che ci mette e fa mettere in secondo piano quei paraocchi e quei recinti, noi questa sfida la possiamo vincere. E non dimenticatevi mai che non siete voi con me, ma io con voi. Grazie e auguri.